Ciao amici di Ferro Team, siamo qui a Favaro, nel centro La Piazza. Quest'oggi qua ci sarà una sfilata di beneficenza, nella quale sfileranno dei cagnolini, quindi moda per animali e anche per i loro accompagnatori. Infatti adesso inquadreremo le ragazze che hanno sia l'outfit del loro cane, sia l'outfit per loro tutto abbinato. Infatti c'è lei, che ha il suo cagnolone bello, pronto, tutta abbinata, e loro che hanno i due piccolini lì. Siamo qui con Stefania, che lei appunto sarà la presentatrice di questo splendido evento. Stefania, noi sappiamo che è la prima volta che fai la presentatrice, però sappiamo che sarai bravissima, emozionata? Sono emozionatissima, però con tutto il cuore per me anzi è un onore far parte di questa piccola manifestazione per essere all'altezza, spero di essere all'altezza comunque di presentare il tutto, diciamo, e vedremo durante la giornata come andrà. Ma sì, noi siamo molto fiduciosi, non vediamo l'ora di vederti dopo, infatti dopo, mi raccomando, andremo a vederla, seguiteci. E grazie per la vostra calorosa presenza, ragazzi, signori e signore. Benvenuti a questa seconda edizione di Christmas Fest, una manifestazione dedicata ad una raccolta fondi per gli ospiti disabili e con problemi delle case famiglia di Favaro, Veneto e Mira. L'associazione Parco Villa Divan è stata fondata ad aprile del 2016 e da allora ha sempre operato in territorio veneziano con numerosi eventi appunto a scopo benefico. Molti aiuti sono stati fatti per i canili sparsi nel territorio nazionale, senza trascurare quelli della regione Veneto. E in questa occasione accogliamo qua sul palco il presidente dell'associazione Maurizio, a cui magari potrò fare alcune domande. Accompagnato dal nostro Ettore. Allora, noi ci conosciamo praticamente tutti, vi ringrazio di essere qua e per me è un onore avere come ospite, che ho insistito non poco perché venga la Piera Gabrieli, perché oltre che lei essere una grande stilista è anche una bellissima persona. Ci conosciamo da qualche anno ed è un onore per me e penso anche per voi averla qui in provincia di Venezia, perché lei arriva da Padova, abita a Quartacata. Io ho visto già dei modelli suoi, abbiamo avuto anche delle persone che abitano vicino a casa mia che hanno modelli suoi, perché abbiamo fatto le feste assieme qualcosina, nel Parco Villa Divan. Io ho già spiegato cosa facciamo, di cosa ci occupiamo, parlo con gli associati in questo momento, Angela, Marino, Maria Grazia, Carlo, quelli che tutti i giorni combattiamo, la Miriam, scusami, tutti i giorni combattiamo per far sta bene queste persone qua. Adesso so che è una cosa magari fuori del normale, però vedere una sfilata di abbigliamento da cani non è una cosa di tutti i giorni, soltanto noi che amiamo gli animali. Io sono un po' anche commosso perché Piera è grande. Lascerei a questo punto lavorare le ragazze. Avete visto come è vestito Ettore? Antipioggia, l'ha fatto la Piera questo. Ok, passo il microfono, vi ringrazio a tutti. Grazie di essere qua. Grazie, volevo aggiungere solo una piccola parte appunto di questa associazione che da alcun tempo praticamente nell'associazione è stata inserita una sezione di Dog Therapy Group. Qui praticamente si sono trovati dei cani particolarmente adattati alla salvataggio in mare, fiume e i laghi. Questa attività è di tipo ludeico-ricreativo per una corretta appunto integrazione tra uomo e animale. Allora, io vorrei passare adesso alla presentazione. Scusatemi, ma anche per me è la prima volta qui. Allora,
quattro zampe. Loro saranno accompagnati da delle fantastiche modelle in questa passerella. Tra poco appunto avremo il modo di vedere le creazioni di Piera Gabrielli. Piera Gabrielli è un marchio che nasce dalla passione per la moda, per l'ambiente e per gli animali. Un accenno che porta a dire, dopo la sua esperienza trentennale a fianco di prestigiose case di moda in qualità di designer, le è venuta l'idea appunto di creare una sua collezione per gli amici a quattro zampe e i suoi proprietari. Magari accogliamo con un applauso la nostra stilista Piera Gabrielli, così ci potrà magari delucidare un po' di quello che lei si occupa personalmente. Grazie a tutti, benvenuti alla mia sfilata, spero vi piaccia, spero vi divertiate e spero che questa giornata la portate con voi nel vostro cuore, perché noi tutti che abbiamo organizzato la sfilata l'abbiamo fatta veramente con il cuore, perché quando si sente un evento di beneficenza tanti dicono vabbè, allora tanti si tirano indietro, invece noi, il mio gruppo, tra cui Stefania, Maddalena, Erika e Eusebia, le ragazze che vedrete sfilare fra poco, la fotografa Lori, il videomaker Mario Bonesi, la sua collaboratrice. Ovviamente ringrazio molto anche Maurizio, il presidente dell'associazione, perché mi ha dato la possibilità di essere qui con voi. E non è una cosa strana, una cosa occasionale, è bello essere qui con voi. E questo è una cosa che noi ce la porteremo con noi, spero anche voi. Allora, io ho iniziato l'attività tantissimi anni fa, però cosa volete che vi dica? Amo gli animali e mi piace vestirli. Allora in questo caso voi vedrete dei cani vestiti con il mio prodotto ovviamente che può essere acquistato nel mio atelier, ma anche nel sito e-commerce che sotto Natale potremo anche aprirlo, adesso vedremo come vanno le cose. Vi ringrazio e vi lascio alla sfilata. Grazie a tutti di essere qui con noi. Sì. Concludo una piccola parentesi di Piera, che è la sua passione inventare nuove vestibilità, creare per ogni capo su misura con tessuti di qualità seguendo i criteri di ecosostenibilità ambientale. Bene, allora adesso è giunto il momento di lasciare la passerella ai nostri amici a quattro zampe e vi auguro un buon divertimento. A dopo!
Speriamo di essere stati graditi con questa sfilata di nostri amici a quattro zampe. Devo innanzitutto ringraziare tantissimo voi ragazzi per la vostra presenza, ringraziare nuovamente per tutto quello che è stato possibile fare, l'abbiamo fatto veramente con il cuore. E chiamerei qui sul palco la nostra stilista Piera Gabrielli e le ragazze Erika, Maddalena e Eusebia che hanno contribuito anche loro con la sfilata. E se è possibile anche il signor Maurizio. Vogliamo fare anche un applauso per Irenia che ha contribuito anche lei per il trucco delle nostre modelle. Proprietario del Barboncino che ci ha dato la possibilità di farlo sfilare, ma penso sia stato bellissimo vederlo sfilare. Cosa dite voi? Tu come ti chiami? Francesco, grazie mille perché ci hai portato veramente un fiore oggi. Grazie. Ci ringraziamo e siamo stati curiosi, è stato bello e speriamo di ritrovarci anche il prossimo anno in occasione sempre di questo evento. E una buona serata a tutti. Devo ringraziare Stefania, è stata bravissima a presentare. Erika, Maddalena e Eusebia che sono le nostre modelle, tutti i proprietari dei cani e voi, perché voi siete il cuore della nostra sfilata. Grazie mille, spero che sia piaciuta, spero che ve la ricordiate e vi voglio un mondo di bene. Noi facciamo queste cose qua perché vi vogliamo veramente bene e ci sentiamo bene anche noi. È una gioia grande donare, più una gioia donare che non ricevere. Grazie a voi. Ciao amici di Ferro Team, abbiamo concluso questa splendida sfilata. Qua abbiamo anche uno dei nostri protagonisti, bellissimo. Lui è il cane del fondatore dell'associazione che ha permesso di fare questa sfilata di beneficenza. Ci dici due parole? Sì, io sono presidente dell'associazione Parco Tivan di Venezia. Abbiamo molte sezioni, come dicevo prima. Questa è la sezione Dogs Therapy. Con i nostri cani andiamo dai disabili gravi, anziani, Alzheimer, eccetera. E questa festa è stata chiaramente indirizzata a una raccolta fondi e tutto sommato sta andando anche abbastanza bene. Sono 3 giorni che ci lavoriamo sopra, stanchi tanto che adesso abbiamo finito stasera. E ringrazio tutti, guarda, ringrazio tutti. Un bacione a tutti, grazie. E la realizzatrice di questi splendidi completini per cani e anche dei completi che hanno indossato le modelle che sono coordinati a quelli degli animali è stata la nostra stilista Piera Gabrielli. Un applauso, mi raccomando, perché è stata bravissima. Adesso ci introduci un po' il tuo lavoro. Com'è nata la passione di farlo anche per gli animali? Allora, il mio marchio è nato nel 2012, io ho lavorato per 30 anni per case di moda internazionali. Nel 2012 ho realizzato questo mio sogno, il sogno di fare qualcosa anche per gli animali, perché io ho una passione sfrenata per i cani, per i gatti, per gli animali in genere e l'ambiente. Allora ho pensato cosa fare per loro, come fare per aiutarli. Faccio una collezione per il tempo libero, per il loro benessere, e così mi è nata questa collezione un po' così, anche perché avendo 5 cani ho provato a loro e ho detto adesso i miei modelli dicono sì, è ora di metterla nel mercato. E ci stiamo un po' riuscendo un po' alla volta, ci stiamo riuscendo anche con il sito pieragabrieli.it. Vedrete tutte le mie creazioni della collezione passata e della nuova collezione.
Sono tessuti che io cerco di inserirli di qualità e soprattutto ecosostenibili. Allora, tessuti non che inquinano l'ambiente, per carità, perché non vogliamo più fare una cosa così brutta come abbiamo fatto noi umani. Purtroppo abbiamo questo piede che scava sempre sul male. Ecco, allora cerchiamo di dare una mano agli animali, cerchiamo di dare una mano agli esseri umani e sono qui apposta, sono qui per aiutare il mio amico Maurizio, la sua associazione, tutti i volontari e tutte le persone che ne hanno di bisogno. Grazie a Maurizio che ci ha invitato, grazie a chi ci ha detto sì, veniamo, perché quando si tratta di un evento di beneficenza un po' le persone si dicono di sì ma dopo si tirano indietro, questo lo devo dire. Allora cerchiamo di dare una mano tutti insieme, perché se diamo una mano tutti insieme il mondo è migliore, il mondo ce la fa con noi, soprattutto con noi. Vi ringrazio, grazie a Mario che mi ha permesso di fare questa intervista e ringrazio tutti i nostri ospiti. Grazie a tutti. Beh dai, complimenti, e mi raccomando, per chi non sa che regalo fare a Natale o all'amoroso, alla fidanzata che ha un cane, beh direi che bisognerebbe andare assolutamente sul sito, perché di sicuro fate felici sia la padrona che l'amica quattro zampe. E oltretutto sappiamo che tra di questi c'era uno dei tuoi cagnolini. Qui lei ha anche uno dei suoi cagnolini, la Sissi, che è una delle sue piccole modelle a quattro zampe. Infatti complimenti anche per lei, che è stupenda. Grazie amici di Giriferro Team per essere stati qui con noi in questo splendido evento che ha anche un grandissimo contributo. Un bacione e ci vediamo alla prossima.